Domani sera alle 19 presso il Santuario della Dolorata di Agrigento l'arrivo delle reliquie delle sacre spine che cinsero il capo a Gesù Cristo durante la passione e morte. Un forte momento mistico, spirituale e di preghiera per un evento religioso che racchiude in sé uno dei simboli per eccellenza del cristianesimo, due spine che componevano la corona poggiata sul capo di Gesù durante la Via Crucis del Venerdì Santo. L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori, retta da Alfonso Cutaia e dal parroco del santuario Don Lillo Argento, ed è inquadrata nell'ambito della Quaresima in vista della imminente Pasqua di Resurrezione, che trova spazio anche come momento culturale a sostegno di Agrigento 25. Sarà un avvenimento importantissimo per la comunità cattolica, al quale interverrà Don Pasqualino Barone, che da anni studia il culto che ruota intorno a questa importante reliquia. Una storia, quella delle sacre spine di Sciacca, che risale al 31 maggio del 1386, quando la principessa Eleonora d'Aragona e il marito Guglielmo donarono questa preziosa reliquia al monastero da lei fondato. Ci sarà anche la proiezione di un documentario che ripercorrerà la storia della corona di spine conficcata nel capo di Gesù e anche esibizioni del coro Santa Cecilia.